Giovani, vigilia di Inter-Napoli, ma con molte news, perché anche sul lato formazione ci sono molte news. Osimhen, Anghissa, occhio, sapete che non c'è stata conferenza stampa, ma mi voglio soffermare su una cosa, perché la stanno riportando tutti i giornali. Il Napoli presenterà il 27 la maglia per la prossima stagione. No, non è vero. Non presenterà nessuna maglia della prossima stagione, sarà invece una limited edition. Limited edition, ragazzi, sempre con lo scudetto, perché voglio lo scudetto ce lo siamo meritati e quindi è giusto portarlo fino alla fine. La maglietta però io la vorrei vedere, sinceramente vorrei vedere la maglietta dell'anno prossimo, messa forse un mese dalla fine del campionato, però sempre con lo scudetto e poi lo togliamo. Come fa il Milan, l'Inter che le ultime partite già la giocano con la maglietta della prossima stagione. Questa sarebbe una cosa veramente veramente tanta roba, perché lo sapete, no? Io quando dico ci dobbiamo anche dobbiamo dare anche un'immagine di noi all'estero e finalmente anche sul lato vestiti, il Napoli non si presenta più allo stadio con le tute, ma almeno si presenta o con il cappotto o con la giacca, pantalone nero, camicia di jeans, molto molto bene. Questo già stiamo facendo un passo avanti. Sarà stata Valentina De Laurentiis, secondo me, visto che presta molta attenzione anche al lato delle magliette e queste cose. La maglietta, ragazzi, quella del 27 sarà una limited edition. Non penso sia qualcosa di stravolgente, oppure sì, non lo sappiamo. Vedremo, è come quella lì verde, la Combat Skin, non mi ricordo più nemmeno come si chiama. Quest'anno abbiamo fatto pochissime maglie, lo sapete, non c'è stata quella di San Valentino, se non sbaglio nemmeno c'è stata quella di Natale, quindi sapete, no, il Napoli gli piaceva portare un po' di qua e un po' di là le magliette pur di fare soldi. L'anno scorso era la stagione prima dello scudetto e quindi era giusto, no, far uscire tante limited edition. Quest'anno giustamente stiamo facendo schifo ed è giusto che escano meno magliette, perché tanto pochi si è cut, dobbiamo dire anche questo. Detto questo, quindi non ci sarà nessuna maglietta, ci sarà la maglietta limited edition, poi il 27 andremo a vedere. Comunque secondo me se seguite la pagina di A tutela della maglia su X, oppure andate a seguire Valerio, che lui è molto in contatto con la figlia di Aurelio De Laurentiis, vi dice tutto lui, no? Sapete, Valerio è il number one, io lo reputo uno dei migliori youtuber napoletani in circolazione. Detto questo, passiamo a Inter-Napoli, perché bisogna parlare di questo Inter-Napoli. Guagliù, sinceramente non ho sentito conferenza stampa di Inzaghi, perché non voglio stare già abbiamo i nostri problemi. Figurati se mi vado a sentire lui che dirà di sicuro abbiamo perso, siamo usciti da imbattuti dalla Champions League e via dicendo, ci rialzeremo con il Napoli. Lo sappiamo com'è Inzaghi. Allora, intanto che ci aggiustiamo il baffo, signori, ci sono molti giocatori in dubbio. Uno fra tutti Osimhen, che per oggi ha svolto metà lavoro personalizzato e metà con il gruppo squadra. Quindi io penso più tardi usciranno le convocazioni e mi auguro che ci sia anche Victor Osimhen in queste convocazioni. Attenzione ad Anghissà, perché vi ho parlato di Anghissà a inizio video, perché ci riporta Ugolini, se non sbaglio. Aspetta, ora ve lo dico con precisazione, ve lo dico un attimo. Sì, è Massimo Ugolini, ragazzi, che dice: in vista di Inter-Napoli da valutare le condizioni di Anghissà, il camerunense ha un po' di affaticamento, e questo dobbiamo starci attenti, perché con l'affaticamento muscolare, ragazzi, non si scherza. Già che Anghissà, io sono sincero, è messo molto male su queste cose, vista la Coppa d'Africa e via discorrendo. Abbiamo visto anche Osimhen col Barcellona, non è uscito al 100%. Quindi bisogna valutarlo e a questo punto Zelinski potrebbe giocare contro la sua ex squadra a questo punto. E attenzione, intanto sono usciti la designazione arbitrale per Inter-Napoli, la penna sta l'arbitro, assistenti Berti e Perotti, Feliciani, Di Paolo e Avar Valeri. L'hanno messe tutte, l'hanno messe veramente tutte, vabbè. Comunque, tralasciando questo, una formazione al volo, poi ci sono anche qualche dubbio in difesa che poi andremo a vedere. Allora, molto probabilmente Calzona userà la stessa o forse quasi formazione che abbiamo usato contro il Barcellona in Champions League, ovvero Meret fra i pali, Di Lorenzo, Rachmani, Juan Jesus. Attenzione che Rachmani potrebbe essere squalificato dalla prossima in caso di ammonizione. Dall'altro lato, quando era partito Mario Rui con il Barcellona, dovrebbe partire invece Olivera titolare al posto proprio di
di Mario Rui. Questa era forse l'unica questa mattina ragazzi, Poi ora sono che ore sono? Le 16:53, quindi poi andremo a vedere un pochino più nel dettaglio. Questa mattina la formazione era questa, poi secondo me andrà cambiata perché Anghissà, questa notizia di Anghissà è uscita a che ore erano? Alle 16:08, quindi già Anghissà lo mettiamo in dubbio. Allora, quindi a centrocampo Lobotka di sicuro giocherà, perché Lobotka deve giocare per forza, il faro del centrocampo è lui, anche dopo la buonissima prestazione fatta contro il Barcellona, scusatemi. Dall'altro lato ci metto Traoré, perché ragazzi Traoré deve giocare anche se poi non sarà riscattato, così fa sapere la Gazzetta dello Sport, anche se a me sembra veramente strano che non venga riscattato. E poi dall'altro lato, se a questo punto non giocherà Anghissà, io secondo me potrebbe giocare anche Lindstorm. Ho questa sensazione, a meno che non si voglia togliere Traoré e mettere Zelischi da quel lato e provare Traoré sulla destra, ma la vedo difficile, voglio come scelta da parte di Calzone, ecco. Poi dobbiamo vedere se Anghissà è al 100% di sicuro giocherà, se non è al 100%, se al 60-70% secondo me gioca. Poi lo sappiamo, sono dettagli. Questa mattina c'è stata la rifinitura, però voglio sinceramente io dal report di allenamento ho letto solo di Osimhen che ha svolto anche nel gruppo la seduta di allenamento questa mattina. Quello che potrebbe far preoccupare è se non gioca. A questo punto chi metti in Gonce a centrocampo o Lindstorm se Zelischi lo fai giocare, perché non si sa se Zelischi giocherà titolare. L'attacco di sicuro sarà Politano, Osimhen, ma occhio, perché questa mattina bisognerà vederlo. Le convocazioni di sicuro sarà convocato. Se non c'hai 90 minuti nelle gambe, ragazzi, dovrebbe partire titolare Raspadori. Così ci fanno sapere, cioè Simeone praticamente l'hanno scansato proprio, Simeone via, proprio via, cioè è allucinante, è veramente allucinante, Simeone lo stanno, io non so, secondo me il prossimo anno andrà alla Lazio, io continuo a ribadire questo fatto, che secondo me andrà alla Lazio il prossimo anno, staremo a vedere, però se tu metti Raspadori significa che tu giocherai a palla a terra. Se poi iniziamo a mettere i cross, capisci pure a me Calzone che non va bene, dobbiamo giocare palla a terra perché non è alto Raspadori. Viceversa, se vuoi mettere Simeone puoi giocare sulle fasce, giochi sulle fasce e metti cross nel mezzo. Poi stai a vedere, noi stiamo facendo tutti questi meccanismi, Raspadori, Simeone, giocherà Osimhen. Dall'altro lato naturalmente ci sarà Kvara, Kvara che ha rilasciato anche un'intervista questa mattina ad Adidas, scusatemi ragazzi, è molto strano perché voglio se parla che lo fanno parlare addirittura. Vediamo un po' se trovo, eccolo qua. I tifosi del Napoli sono fantastici, sono molto felice, amo il calcio e sono orgoglioso che mi trattano davvero bene. Il Napoli è un grande club, ha avuto tanti giocatori importanti, tra questi una leggenda come Maradona, il più grande di tutti. Sono queste cose che rendono indimenticabile la mia esperienza con questa maglia. Un messaggio da Dio, non lo sappiamo. Comunque, Wagyu, queste erano le notizie di oggi. Affossiamo l'Inter? Chiedo, visto che non abbiamo ancora vinto un big match, sarebbe clamoroso andare a vincere a Milano contro l'Inter. Facciamo corna e staremo a vedere domani sera. Sempre e comunque Forza Napoli. Ciao Wagyu.